Al campo sportivo Piccardo si apre il sipario sul 22esimo turno del campionato di promozione A. Si affrontano Sestrese e Gnubragno Calcio, padroni di casa in zona playoff con 38 punti, ospiti in zona playout a quota 21. Il direttore di gara Thomas Cambiaso fischia e accende la partita. Prima occasione che giunge al quarto minuto col tiro a giro di Bazzurro che va fuori di poco. I biancoverdi non stanno a guardare e si fanno vedere due volte a metà frazione, entrambe su corner dalla sinistra ed entrambe con il numero 10 Mirko Di Martino, che prima calcia al volo con una coordinazione perfetta e poi prova a impensierire Marotta direttamente dalla bandierina. Alla mezz'ora Balestrino ha spazio e calcia da fuori area. Ghizzardi risponde presente con sicurezza. L'episodio che sblocca la contesa arriva al minuto 33. Lancio col contagiri di Scarfò dalle retrovie che raggiunge Balestrino in area di rigore. Grande controllo del numero 9 che poi va giù sul contatto con Favara. Per Cambiaso non ci sono esitazioni e si tratta di calcio di rigore. Si presenta sul dischetto lo stesso Simone Balestrino che fa 1-0 col nono gol del suo campionato, il terzo nelle ultime 3 partite. Il Gnubragno trova il pareggio dopo solo un minuto. Pasticcio tra Galluccio e Marotta per Rizzo. È un gioco da ragazzi realizzare l'immediato 1-1. Grande primo tempo degli ospiti che vanno vicinissimi anche al 2-1 poco dopo con Palumbo sul tocco arretrato di Andreoni. Finisce in pareggio sull'1-1 una prima frazione molto equilibrata. Nella ripresa esce dagli spogliatoi una Sestrese più brillante e decisa che va a centimetri dalla deviazione decisiva con Moreno Curabba al 51esimo. Il Gnubragno risponde con il tiro alto di Rizzo dalla distanza. I verdestellati ritornano in vantaggio da palla inattiva, con il colpo di testa nella mischia di Daniele Galluccio, che è il più reattivo sulla punizione laterale di Moretti a riportare i suoi sul +1 al 59esimo. Passa un solo minuto e i gol di vantaggio degli uomini di Valmati diventano 2. Grande azione centrale di Moretti, che poi illumina con un filtrante per Nelson Piroli. Prima conclusione che non passa, la seconda col sinistro sì. Terzo gol stagionale per Piroli e doppio colpo che tramortisce un Gnubragno che fino a quel momento era stato in campo con grande organizzazione. La Sestrese continua il suo ottimo momento e al 67esimo va anche sul 4-1. Fa tutto Tommaso Moretti, abilissimo a rubare il pallone e partire in conduzione da centrocampo. Poi si sposta il pallone sul mancino e va a infilare all'angolino. Gol molto bello per il centrocampista classe 2001, che completa così una grande prestazione con una rete e 2 assist effettuati. Verso la fine del match ci provano prima Andrea Scarfò su colpo di testa da corner e poi il subentrato Di Molfetta, pallone fuori di un niente. Lo sfortunato autogol di Osman fissa il punteggio sul definitivo 5-1 al 90esimo minuto. Dopo 3 minuti di recupero, la Sestrese può festeggiare una vittoria importante che la proietta a quota 41 punti in classifica e fa salire addirittura a 15 i risultati utili conquistati consecutivamente.